Ci troviamo a San Vendemiano, abbiamo appena assistito alla presentazione del piano pastorale del sussidio che declina da un punto di vista pratico e concreto il piano pastorale di quest'anno. Qui con noi abbiamo il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, al quale domandiamo subito qualche informazione relativamente al piano pastorale dell'anno pastorale 2022-2023. Il piano pastorale del prossimo anno è molto legato al cammino sinodale della Chiesa italiana, da cui ovviamente non possiamo discostarci. Assume la proposta generale di immettersi in questo cammino sinodale, assume le fasi narrativa, sapienziale, profetica, continuando quest'anno ad approfondire la prima di queste fasi, la fase narrativa. Recepisce il documento della Conferenza Episcopale Italiana, frutto del lavoro durato tutto l'anno scorso e mandato a Roma da parte di tutte le diocesi e confluito nel testo I cantieri di Betania. Da tutto questo nasce il nostro piano pastorale di approfondire la dimensione narrativa, continuare quindi a raccontare, a ascoltare ciò che può essere significativo e utile per capire come camminare come Chiesa diocesana in maniera sinodale, cioè camminare insieme nella comunione, nella diversità che confluisce nell'unità. Guidati dai 3 cantieri che sono stati proposti, cioè quegli ambiti su cui maggiormente soffermarsi, che sono il cantiere del villaggio, dei villaggi, cioè degli ambiti di vita in cui dobbiamo operare questo ascolto, il cantiere della casa e dell'ospitalità, che ci stimola a trovare i modi più corretti, più comunionali, più familiari per vivere la nostra relazione comunitaria come Chiesa, e infine il cantiere delle diaconie, così viene chiamato, o meglio del servizio e della formazione, che ci stimola a ricollegare e riconnettere più correttamente, più profondamente il servizio con l'ascolto della parola del Signore, con la relazione spirituale con Lui. Ecco, tutto questo ci impegniamo a realizzare attraverso anche un lavoro che è stato fatto dai responsabili degli uffici pastorali per capire quali sono i passi concreti, qual è il metodo più giusto per portare avanti questo lavoro. Il titolo della lettera pastorale è Attraverso città e villaggi, dunque indica un movimento verso della Chiesa che va incontro a quella che è la società e il mondo contemporaneo. Come potremmo spiegare ulteriormente il significato di questo titolo? Bene, direi che mentre l'anno scorso nella nostra diocesi abbiamo operato certamente un ascolto anche fecondo e fruttuoso, che ha generato il rinnovo degli organismi di partecipazione ecclesiali sia nelle nostre parrocchie sia nelle unità pastorali sia in diocesi, quest'anno siamo invitati ad ascoltare coloro che non hanno avuto modo di parlare, persone, cristiani ma anche non cristiani, praticanti o anche non praticanti, che però possono avere una parola significativa perché vivono delle situazioni particolari che fanno nascere una esigenza, un desiderio, una proposta per la comunità cristiana, dare voce a queste realtà che chiamiamo simbolicamente villaggi. È il significato di questo impegno che abbiamo, no? Attraversare i villaggi ascoltando la narrazione di quanti vivono dentro questi ambiti e queste situazioni e desiderano o sono in grado di dire qualcosa alla comunità cristiana.
L'icona biblica di riferimento è presa dal Vangelo di Luca ed è l'incontro di Gesù con Marta e Maria, o meglio, l'ospitalità di Marta e Maria nei confronti di Gesù nella casa di Betania, un brano evangelico particolarmente eloquente che si presta e fa un po' da riferimento proprio anche alla declinazione dei cantieri e del lavoro individuato dalla lettera pastorale. Esattamente, proprio dalle immagini presenti in questo brano, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha tratto quei cantieri di cui ho parlato. Gesù entra in un villaggio, viene accolto e ospitato in una casa da una famiglia, indica qual è il modo attraverso cui il servizio può diventare realmente autentico e non semplicemente esteriore o formale, cioè l'ascolto della parola del maestro e l'ascolto delle persone. I contenuti, quindi gli elementi di questo brano, hanno fornito le piste per quest'anno, per il prossimo anno pastorale, e mi sembra una cosa molto bella e molto feconda, credo, perché il cammino che noi facciamo è un cammino radicato e illuminato dalla parola del Vangelo. Ci troviamo nell'oratorio della parrocchia di San Vendemiano, si sente probabilmente il brusio di fondo, sono davvero tanti i partecipanti questa sera all'incontro, provengono dalle varie parrocchie della diocesi, sono operatori pastorali, membri del Consiglio pastorale, del Consiglio affari economici. Questa sera allora è stato presentato anche un sussidio che ha lo scopo, da quello che si è capito nella presentazione, proprio di declinare in modo concreto quelle che sono le indicazioni della lettera pastorale. Sì, la lettera pastorale dava delle indicazioni molto scheletriche e essenziali. Prometteva però, ed era questo anche nel suo progetto, questo sussidio che è il frutto di un cammino molto bello fatto in collaborazione, in comunione fra vari uffici pastorali. Mi pare di poter dire che anche la preparazione di questo piano pastorale di quest'anno e del sussidio sia stata un'esperienza sinodale dei responsabili di vari uffici, i quali si sono impegnati e si sono sforzati proprio di camminare insieme, di offrire, camminando insieme, elementi per un cammino comune a tutta la nostra diocesi e alle nostre parrocchie. Questo mi pare una cosa molto bella e promettente. Grazie, allora buon cammino e buon nuovo anno pastorale. Grazie a voi che mi ascoltate e un buon cammino per tutti.